Una cosa è sicura, di certo a Rovigo di rugby non ci si annoia. Basta darci un po' di pausa, è successo il finimondo. Beh, oggi ne parliamo anche ovviamente in tono più serioso, professionale. Spiegheremo cosa è successo, chi non lo sa. Parleremo di rugby perché finalmente dopo qualche settimana di pausa ritorna il campionato. Una sfida molto importante, quella contro le Fiamme Oro, sabato, fra 2 giorni, in una sfida playoff chiave per entrambe le squadre. Quindi iniziamo presentandovi i nostri ospiti. È una puntata molto importante, piena di valori, piena di significato, per cui abbiamo chiamato il capitano Edoardo Ruffolo, ben trovato. Buonasera a tutti. Ed il neopresidente Nicola Azzi. Ciao Nicola, benvenuto. Buonasera ragazzi. Allora, Edo, tralasciamo la parte, diciamo, burrasca che è successa in queste settimane, che ne parleremo con Nicola, insomma, essendo lui il nuovo presidente della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Parliamo un po' di rugby, perché la gente ha voglia anche di sport. Fra 2 giorni andiamo a sfidare le Fiamme. Dovremo un po' vestirci da pompieri, Grisù sarà il nostro simbolo per questa trasferta. Di certo, ritornando un po' a ritroso, la sfida della Befana contro Reggio, una partita convincente da parte dei ragazzi, dei bersaglieri, che hanno domato i diavoli, 5 punti avanti verso i playoff. No, sicuramente contro il Reggio abbiamo fatto molto bene, volevamo prendere 5 punti, li abbiamo presi, abbiamo giocato anche molto bene, con ottima maturità, sapevamo che loro venivano qua e non avrebbero mai mollato. E noi abbiamo fatto vedere che proprio continuavamo a stare concentrati e un passo alla volta. Mentre tra 2 giorni abbiamo il Fiamme Oro, sarà una partita molto difficile, se lo sappiamo, andare là in quel campo lì è sempre molto difficile, oltre che per il terreno che c'è sintetico, c'è sempre vento, proprio dentro le mura è difficile, lo sanno tutti, ad esempio Calvisano gli ha dato 40-50 punti, però gli ha fatti nel secondo tempo a favore di vento, quindi è molto, molto difficile andare là. Noi lo sappiamo, però andiamo là per vincere. È una caserma, nessuno della vostra generazione ha fatto il militare, perché è normale che, Esatto. che vi sentiate un po' fuori luogo. Allora Nicola, una breve premessa, le dimissioni del presidente Zambelli, la tua nuova carica come presidente della FMCZ Rugby Rovigo Delta, queste polemiche, insomma se ne è parlato tantissimo nei giornali, conferenza stampa. Noi siamo qui un po' per chiudere questo cerchio, la tua presenza qui oggi anche per, diciamo, mettere il lucchetto su questa vicenda e aprire un nuovo corso. Assolutamente sì. Francesco si è tolto un grosso peso, l'abbiamo sentito tutti durante la conferenza stampa, e questo peso è passato a me. Sono stato investito da un treno, da un numero 8 lanciato, e la mia vita è veramente cambiata in queste ultime 2 settimane, cosa che non era programmata assolutamente. Però l'esperienza è stata bella, vissuta intensamente domenica a Padova, è stata molto emozionante, è stata la mia prima volta negli spogliatoi insieme alla squadra dell'Under 18, che ha avuto un ottimo risultato tra l'altro. Per quanto riguarda tutto il caos che è nato dalle dimissioni di Francesco e che ne hanno determinate, ecco, io mi auguro veramente adesso che i ragazzi riprendano a giocare, che ci si focalizzi su altri campi, e quindi io torno a fare il mio lavoro nell'ombra, in silenzio, contattando il comune, contattando la Monti e cercando di ricucire gli strappi e mettere in chiaro certe posizioni perché il fine comune sia quello di giocare un buon rugby a Rovigo. Ecco, tra l'altro questo passaggio, Edoardo, ho la sensazione che sia stato percepito in maniera molto più soft rispetto ad altri cambiamenti avvenuti nel corso della storia del rugby Rovigo da quando sei tu. Non che sia di poco peso, è un peso immenso il cambiamento. Insomma, il presidente storico ha dato le dimissioni, Nicola, il vicepresidente, diventa presidente, ma voi come giocatori, forse anche perché c'è stato un passaggio di consegna ufficiale tra l'altro tra Nicola e il presidente in spogliatoio, come l'avete vissuto questo passaggio? No, sì, sicuramente è un cambiamento grande, e che però hai ragione, un po' ci ha preso un po' di meno, perché oltre che anche Francesco, il presidente, l'ex presidente, adesso resta presidente, resta presidente, punto, non si discute questo. È venuto a parlarci, Nicola, e quindi ci hanno subito un po' rassicurato, e quindi questa notizia qua ci
ce l'hanno messa un po' più tranquillamente, quindi tipo non siamo andati nel caos, subito la gente non sapeva cosa succedeva, eccetera. Dopo un giorno sono venuti a chiarire tutto, quindi anche loro ci hanno aiutato tanto. Ecco, il caos stavolta era fuori a Rugby Rovigo, non era dentro a Rugby Rovigo. Questo è un passaggio importante, no Nicola? Sì, sì, assolutamente. Diciamo che tutto si poteva evitare con una telefonata, invece purtroppo non è stato così e ne è nato il caos che ne è nato. E Rovigo vive il rugby in maniera molto sanguigna e quindi mi sono reso conto che effettivamente bisogna stare attenti qua come ci si muove quando si parla di rugby. Non mi aspettavo veramente che gli eventi precipitassero come è successo. Era importante affrontare la squadra, era importante rassicurarli e così è stato. Abbiamo parlato con i ragazzi, sono stati meravigliosi, hanno capito subito. Hanno capito che il mio ruolo qui è un ruolo da traghettatore. Io voglio sistemare alcune cose, ma poi voglio ripassare il testimone a Francesco perché è lui l'istituzione a Rovigo, è lui il presidente ad honorem e non può che essere così. Quindi mi auguro veramente che il periodo in cui io sarò presidente del Rugby Rovigo, che è un enorme onore, duri il meno possibile e mi auguro veramente di avere presto qua Francesco. Ecco, Edoardo, questo cambiamento, no? Questa capacità anche della società di gestire al meglio un problema esterno, che è diventato anche un problema interno ai vostri occhi, molto spesso, o è capitato in passato che dei cambiamenti potessero scuotere un po' di più l'ambiente. La capacità della società in questo caso è stata proprio anche quella di rasserenarvi prima di una sfida importante come quella delle Fiamme Oro, perché non dimentichiamolo, fra 2 giorni ci si gioca parecchio di quello che è la possibilità di primo posto in classifica, mantenere le distanze da Petrarche e aumentare ovviamente quello che è la propria sistemazione in classifica. Per cui la tranquillità della società questa volta deve darvi ancora più stimoli per la sfida di sabato. Sì, sicuramente, infatti ringrazio ancora per averci tranquillizzato subito, però dallo stesso tempo, l'ho detto anche ai giornali, sono problemi della società, noi siamo professionisti, dobbiamo scendere in campo anche se ci sono dei problemi, i problemi dobbiamo lasciarli fuori, lì dopo se ne occuperà la società. Noi in campo dobbiamo dare il massimo anche se fuori ci sono dei problemi e questo lo stiamo facendo e in più che ci hanno, come ho detto, tranquillizzato subito, facilita le cose e sicuramente andiamo a Fiamme Oro per vincere. Ecco, Nicola, tu hai parlato della 18, la tua prima esperienza ufficiale, la tua prima uscita ufficiale sì. Era il derby della Under 18 d'Elite, tra l'altro vinto alla Guizza. Per cui... A Padova, una bellissima partita, sofferta, combattuta, molto fisica. Una cosa che mi ha preso molto, ecco, è stata la mia prima volta negli spogliatoi con la 18. Io negli spogliatoi c'ero già stato un'altra volta per un momento molto toccante che è stato quando abbiamo salutato Nicola Perin. Certo. Anche in quel caso era l'occasione di un derby, avevamo il Petrarca qua a Rovigo e in quell'occasione Bergamasco è stato meraviglioso perché ha preso sotto braccio il ragazzo, lo ha tenuto a fianco a sé durante la consegna delle maglie ed è una cosa che credo gli abbia dato molto coraggio e che gli sia servita molto nell'affrontare poi la sua malattia. Padova è stata una prima volta da presidente, è stata la prima volta che mi è stato chiesto di fare un discorso in spogliatoio e di consegnare le maglie ai ragazzi. È stato un onore che è stato poi coronato da una vittoria, ma i ragazzi sono stati veramente splendidi. Hanno tenuto duro fino alla fine, sono stati grandiosi, veramente degli atleti e questa cosa gliel'ho detta a fine partita, mi rimarrà nel cuore per tutta la vita. Ecco, bene, partito col piede giusto, andiamo a rivedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro il Conad Reggio, poi rientriamo perché entriamo nello specifico della sfida contro le Fiamme Oro. Tecnico Manghi, quest'anno ha associato l'estro di Lucio Rodriguez che proprio oggi affronta il suo delfino, insomma il suo discepolo, chiamiamolo così, Leo Mantello. Una bella sfida in cabina di regia. Ancora con gli avanti, Giuseppe Poggiani
Prova a pestare sui piedi, non riesce a trovare un grande avanzamento, però altra fase per il rossoblù. Per Jovan Niekerk, sfonda centralmente, la meta di Jovan Niekerk, la sua prima meta dopo il ritorno da un anno di infortuni. In fila per andare poi a marcare questa prima segnatura. Mantelli alla conversione, arriva in questo momento ancora con Leo Mantelli, seconda linea d'attacco, placcagione dell'americano Suniula su Jovan Niekerk, il calcetto per Cioffi, vediamo se Cioffi se ne impossessa. Cosa ha fatto mani magiche Cioffi di Massimo Cioffi, il fiuto, la voglia. Il raduno 7 di Parma della settimana prossima. Leo Mantelli non vuole essere da meno, per cui Rovigo, ventenni, insomma, sicuramente di buon avvenire. L'avevamo visto già l'anno scorso con la nazionale under 20 essere insomma uno dei due mediani insieme a Charlie Trussardi. Intanto va Rovigo, la meta di Andrea De Marchi al 16° del primo tempo. Non c'era una difesa molto attrezzata, ha preferito staccarsi e ripartire. Dupris alla presa, il pack reggiano. Questa è una delle cose che funziona bene. L'avanzamento, c'è anche la meta sicuro. Bravi. Vediamo anche Vachi in campo, leggenda del rugby reggiano, è grandissimo. È coperta abbastanza velocemente ai giocatori che possono andare in pressione, quindi è uno di quei calci che ti permettono di tentare sempre il recupero. Attenzione al largo Rovigo con l'inserimento di Michael Odiete, anzi David Odiete, e se ne va direttamente per la meta del bonus. L'ala che era Caminati, quel lato è Caminati. Sì, che lo aveva intercettato, non è riuscito a chiudere il placcaggio. Altra fase con Lucio Rodriguez, il buco di Lucio Rodriguez, il sostegno di Marco Antonio Gennari messo giù da Odiete, il classico no look di Rodriguez, e qui è Caminati forse, no, Caminati no, è lo stesso Lucio Rodriguez. Sì. Poi un po' così l'essere anche italico, no? Quando qualcuno va via lo si ama sempre di più. Sì, però ancora Lucio Rodriguez, un possesso lungo, l'intercetto di Denis Majstorovic, vediamo se riesce a andarsene inseguito da entrambe le ali di Reggio Emilia. Caminati non riesce a prenderlo, Majstorovic va a segnare la quinta meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Due campi pronti per Reggio Emilia, Mantelli non riesce a mantenere il 100% il piede. Di movimento del ginocchio, vedo che il dottore lo sta tamponando, quindi forse aveva una ferita sotto la fasciatura che facendo quel movimento si è riaperto. Un grande drive da Reggio Emilia. Intanto il drive del Reggio sta macinando metri e potrebbe con un vantaggio terza meta del Reggio Emilia. Gennari infila l'H, Dupris di contestarlo vale a terra, ma gioca ancora, scivola lo vale a Mantelli, non c'è in avanti. Cioffi inizia a correre, potrebbe essere un mismatch che lo agevola nei primi metri e poi basta. Ancora David Odiete, ispirato, la mano splendida, l'offload fantastico per Guido Varion, è la sesta meta. Con questa si giochi anche il raduno del 7 e polso probabilmente. Ancora Reggio. Sono battute bene queste due seconde linee qui sì. oggi, Il piede di Wipu, la meta alla meta che abbiamo visto segnare da Wipu. La Quaglio dice? Dice sì. Gioca Rovigo, Leo Mantelli, Jordan Davis, scivolo vale a Jordan Davis. Finisce qui il match, la FMCZ Rugby Rovigo Delta vince sul Conad Reggio per 47-19. Bentornati in studio, seconda parte di Rugby House, 2 giorni sfida con le Fiamme Oro. Edo, rumors, un po' di KGB, CIA, insomma l'intelligence mi dice, non si sa come mai, e Licata potrebbe anche giocare con le Fiamme, sebbene convocato con la nazionale. Ecco, vabbè, te l'ho detta, dopo sta a vedere, i miei informatori dicono questo. Insomma, le Fiamme, abbiamo detto già in entrata della trasmissione, sfida chiave, soprattutto anche per la sicurezza di restare nei 4, vivere le altre sfide in maniera più serena, un giorno di ritorno che mette i bersaglieri, che mette voi di fronte a sfide in trasferta molto difficili, proprio questa è molto importante. No, sì, questa è la prima di tante partite che abbiamo in trasferta e come ti ho detto sarà molto difficile
poi dopo si gioca in ralicata, comunque nel reparto delle terze linee sono messi benissimo, quindi che i giochi di carte non ci deve interessare, perché stiamo preparando bene la partita, tecnicamente, tatticamente, quindi no, non ci spaventa, no. Andiamo là a vincere. Allora, una partita che secondo, diciamo, delle analisi abbastanza semplici dovrebbe mantenere un punteggio abbastanza basso, nel senso che le Fiamme hanno un'ottima difesa, perché tolte le 2 sconfitte abbastanza pesanti in casa col Petrarca e Calvisano, avrebbero probabilmente la miglior difesa con il Petrarca. È una squadra di Guidi, quindi sappiamo perfettamente come imposta lui i team. Come state lavorando in questo senso? No, sappiamo che è una squadra di Gianluca, e che Gianluca lavora tanto la difesa, a questa rush che loro veramente salgono molto forte, e quindi abbiamo alcune giocate, comunque le abbiamo letti e cerchiamo di combattere questa difesa, che adesso non ti posso dire, lo vedrete No, io sabato. non voglio saperlo, io voglio vederlo, Esatto. che è diverso. E quindi stiamo preparando questa squadra dall'ottima difesa e anche dall'ottimo attacco, perché sono bravi, hanno dei buonissimi ball carrier, il gioco sono pesanti, e quindi li stiamo aspettando anche in attacco. Ecco, tra l'altro diciamo che molto spesso si dice è una sfida importante, andare a affrontare quella squadra non è mai facile. Vero, è anche vero che non è affrontare quella squadra che non è facile, è affrontare quella squadra nel momento di forma, perché se è un momento di forma alto sicuramente è molto più difficile, no, scontrarsi. In tal senso volevo dire, Fiamme Oro in casa hanno perso pesantemente con Calvisano e col Petrarca, per cui questi due team che sono antagonisti, i nostri antagonisti nella corsa verso playoff, hanno potuto decisamente prendere mano a una situazione che vedeva le Fiamme non al top della forma, cosa che non potrà capitare a noi, perché le Fiamme arrivano da 7 vittorie consecutive tra campionato e trofeo eccellenza. No, quello è vero. E in più, oltre che per la forma fisica, c'è da dire che tutte le squadre quando giocano contro Rovigo danno qualcosa di più. Ad esempio abbiamo giocato noi contro le Fiamme 19-13? 19-13, sudata, e abbiamo giocato molto bene in difesa, e Certo. vanno giù il Calvisano e gli dà 50 punti. Sì, sì. E noi combattute e loro 50 punti. Come ho detto, nel secondo tempo, eccetera, quindi era una partita a sé. Però sicuramente, come dicevo, è difficile, ma l'ho detto ai ragazzi, questa partita vale 8 punti, perché è il gap che gli diamo, perché se vinciamo per entrare dentro i 4 vale 8 punti. Sì, anche perché noi abbiamo praticamente 9 punti di differenza dalle Fiamme, che sono quarti, per cui vincendo andremo a più 13, un solco praticamente incolmabile. Nicola, tu andrai a Roma? Purtroppo no, ho degli impegni familiari e mi dispiace tantissimo. Cercherò di seguirvi, anche se non sarà facile, ma ho promesso a mia moglie dopo 5 anni di guardia medica che le facevo fare una mini vacanza e non posso negarglielo. Anche perché immagino in questi giorni tanto tempo a casa tu... No, a casa in questi giorni sono stato pochissimo e non ne parliamo. Senti, Edo, Umberto come la sta vivendo? Lui è ex, nel senso è stato il coach l'anno scorso delle Fiamme, la sente un po', no? Sì, la sente, ha studiato tutto quello che hanno fatto nei 4 anni scorsi, no, la stiamo preparando bene. A me fa un po' ridere questa storia di Umberto che studia, ma a scuola era così bravo, no? Perché studia il rugby in una maniera... Lo so, però lo studia tutti i giorni vai lì, c'ha 200 tagli di video, studia tutto il tempo, mi fa vedere non solo dell'eccellenza, studia la Pro 14, studia Treviso, studia, tutto. È così. È incallito, è incallito. Allora, tra l'altro in questa giornata Rovigo ha un incrocio abbastanza sfavorevole, nel senso che il big match è Fiamme contro Rovigo, mentre le altre, quindi Calvisano, Petrarca, eccetera, non hanno delle sfide così probanti, quindi c'è un alto rischio di perdere punti nei confronti dell'avversaria. Sì, c'è il rischio, ma quello che vogliamo è non perdere neanche un punto, e quindi vediamo. Ecco, bene. Allora facciamo una cosa, andiamo immediatamente a vedere quelli che sono i rumors che arrivano dagli altri campi d'eccellenza, poi rientriamo perché abbiamo ancora un po' di domande da fare ai nostri ospiti e penso che qualche domanda l'abbiate anche voi.
Le Fiamme Oro tornano a giocare in casa dopo la sosta per il trofeo eccellenza, che tra l'altro vedrà la squadra Cremisi protagonista in finale con il San Donà. A Roma arriva il Rovigo ed è una partita molto importante per la squadra della polizia, che deve consolidare il quarto posto, ma è soprattutto una prova di maturità per i ragazzi di Guidi, che nel girone di andata hanno perso proprio contro le tre squadre che gli sono davanti: Calvisano, Petrarca e appunto il Rovigo. Quindi una partita assolutamente da non sbagliare per il morale, per la classifica e soprattutto per capire di che pasta è fatta la squadra Cremisi. Da sottolineare ovviamente l'assenza di Licata, convocato con la nazionale in raduno a Roma in vista del Sei Nazioni. È di nuovo tempo di derby veneto, questa volta tra Petrarca Padova e Mogliano Rugby, che sabato alle 15 si affronteranno al centro sportivo Memo Geremia. Dopo aver perso diversi giocatori in dicembre per motivi economici, tra cui gli stranieri Alvorsen, Padrò e Connolly, e i vari Riccardo Pavan, Michele e William Visentin e Giazzon, che ha appeso le scarpe al chiodo, la squadra trevigiana ha assaporato il primo successo stagionale 2 settimane fa con il Reggio in trofeo eccellenza, facendo il bis la settimana seguente sul campo del San Donà. 2 vittorie inutili per la qualificazione alla finale, già appannaggio dei veneziani, ma importanti per ricaricare mentalmente una squadra in profonda crisi di risultati e dall'organico ridotto per le molte defezioni di fine 2017. Il pronostico resta ovviamente tutto a favore del Petrarca, terzo in classifica, che ha iniziato il 2018 espugnando il campo della Lazio. I tuttoneri di Marcato Allori dovranno però evitare rilassamenti dopo 2 settimane di pausa, memori anche del finale di sofferenza nel match d'andata, quando rischiarono di subire una clamorosa rimonta dai biancoblù dell'ex Dallanora. Per la squadra di Padova la migliore notizia è comunque il pieno recupero di tutti gli effettivi in rosa, un'abbondanza che dovrebbe permettere allo staff tecnico di dosare al meglio gli ingredienti a propria disposizione. Netto il divario in classifica tra le due squadre, con il Petrarca a 37 punti, frutto di 8 vittorie e 2 sconfitte, e Mogliano ultimo a 4 punti, ancora alla ricerca del primo acuto in campionato. Dirigerà l'incontro l'arbitro Manuel Bottino di Roma, coadiuvato dagli assistenti Boraso di Rovigo e Cusano di Vicenza, e dal quarto uomo Lazzarini di Rovigo. In casa Viadana la parola d'ordine è una e una sola: vincere con 5 punti. Dopo l'ultima pausa per le coppe europee, che ha visto la sola Calvisano scendere in campo per le squadre di eccellenza con la sconfitta dei bresciani contro i tedeschi dell'Heidelberg, le 10 squadre del massimo campionato nazionale tornano in campo per la giornata numero 11. Allo Zaffanella va in scena la sfida tra i padroni di casa di coach Pippo Frati e la Lazio. Per i mantovani, dicevamo, l'unico obiettivo è quello della vittoria con 5 punti, considerando infatti che le Fiamme Oro ricevono Rovigo e che il San Donà è impegnato sul difficile campo dei Medicei. Per Viadana l'occasione è ghiotta per cercare di rosicchiare qualche punto nella corsa per il quarto posto, che vede ora i mantovani a 6 punti di distanza proprio dai Cremisi. L'avversario di giornata è la Lazio, uscito sconfitto nell'ultimo turno del trofeo eccellenza e che in settimana si è rinforzata con l'arrivo dell'ex pilone delle zebre Lucio Leibson. Nonostante questo, comunque, per la squadra di Frati il match è assolutamente alla portata e con 5 punti i ragazzi si rilancerebbero in vista della corsa ai playoff. Bentornati in studio Rugby House, dopo le news che arrivano dagli altri campi d'eccellenza. Volevo partire con Nicola perché durante la conferenza stampa il presidente ha detto, e poi l'hai confermato anche tu prima, adesso mi tolgo perché questa situazione non mi va più bene, magari un giorno potrò tornare. Com'è questo passaggio, questa situazione, questo stand-by? Lui è piuttosto rigido sulla sua posizione. Se gli aspetti che abbiamo affrontato in conferenza stampa e che abbiamo ripetuto già, rapporti con il Comune e rapporti con la Monti, vengono sistemati, se questi nodi vengono sciolti, lui è pronto a tornare. In caso contrario, mette in discussione anche la sponsorizzazione futura della FEMI. Io non voglio neanche prendere in considerazione questa seconda possibilità, sono ottimista, spero veramente di lavorare nei prossimi giorni con chi di dovere perché questi spigoli vengano smussati e si torni alla serenità che c'era qualche tempo fa. Quindi il Presidente è inamovibile su questa posizione. Il Presidente, se non cambiano le cose, ecco, lui può cambiare posizione e diventare più intransigente.
E sappiamo che lui è un uomo molto buono, però quando prende un punto fai fatica. Questa volta si è arrabbiato proprio, sì. si è arrabbiato proprio, non è stato una finta, non lo ha fatto per fare una sceneggiata, è proprio inamovibile in queste posizioni, quindi il mio lavoro è 2 volte più difficile, però sono fiducioso. Senti, un'altra domanda, quante volte ti squilla il telefono al giorno? Ieri avevo il 3% di batteria a mezzogiorno. È un telefono nuovo magari. Beh, un giorno mi bastava. Ecco, un giorno ti bastava. Sicuramente è una nuova esperienza che segna ed è ben più gravosa di quanto uno possa immaginare. Assolutamente, io non immaginavo di essere tirato dalla giacchetta da tutti, da tutto. Non mi aspettavo di essere fermato per strada, negli uffici. Ecco, è stata una cosa veramente che mi ha sconvolto un po' la vita. Però ci sono anche i momenti belli, dai. Tra l'altro, insomma, Nicola, tu sei nella società, nella Rugby Rio Delta dal 2010, dalla fondazione di questo nuovo corso, per cui tanti anni a vicepresidente. Sì. Io sono qui dal 2010, sono stato prima il braccio destro di Bullo, poi di Francesco, poi amministratore delegato, vicepresidente e oggi presidente. Sì, insomma, mi sono preparato, ecco. Ho avuto modo di studiare anch'io. Il percorso c'era, decisamente. Edo, tornando alle fiamme, prima si menzionava il reparto di terza linea, che veramente è un reparto di valore assoluto, se pensiamo, diciamo, Licata, Favaro, Bianchi, Amenta, Cristiano, Caffo gioca in seconda, ma vuol dire può giocare anche in terza. È impressionante. No, secondo me è il reparto più forte, secondo me, dell'eccellenza, tolto Rovigo. Certo. No, però sono veramente molto forti perché se non gioca uno gioca l'altro, sono proprio è una squadra molto lunga, proprio anche tutta la Fiamme Oro è una squadra molto lunga, quindi hanno sempre un rimpiazzo e quindi... Sì, specialmente in questo reparto, però, perché magari in altri reparti questa coperta non è lunghissima, qua invece veramente poi non hanno gli altri reparti non hanno questi nomi, e infatti sono proprio completi. È la prima volta, vabbè, tu praticamente non giocherai, ma che avresti affrontato Favaro? Sì, no, mai... Forse tu eri nel giovanile quando lui giocava nella prima squadra a Parma? Sì, no, io non ci ho mai giocato. Noceto? Secondo me ero ancora Noceto. Sì, ero ancora Noceto, i Crociati... No, ero Noceto. Perché era il 2008-2009, penso. 2009-2010 era la stagione di Favaro a Parma, dopo di noi, per cui ecco, eri ancora Noceto. Tra l'altro, fra un po', insomma, a parte anche il Sei Nazioni, per cui tu hai molti amici coinvolti nella squadra nazionale, anche noi qualche amico ce l'abbiamo, no? Quindi insomma è interessante. Stai sentendo qualcuno dei tuoi ex compagni? Beh, Bibi gli ho fatto i complimenti subito e poi dopo c'ho Marci Violi che è sempre con noi, è un mio grande amico, è di Noceto, e c'ho anche Tito Tebaldi, che è nocetano anche lui, numero 9 anche lui. Sì, poi dopo c'è Tommy Castello che ci ho giocato insieme, no, ci sono tanti e gli faccio in bocca al lupo e speriamo nel meglio. Sì. Nicola, è strano che una città come Rovigo, con il suo potenziale, possa esprimere solamente un giocatore nella nazionale in questo momento. Speriamo ce ne siano altri, no, in futuro. Intanto Bibi porta in alto i nostri colori. È quello che ci auguriamo. Adesso confidiamo nei nostri giovani, andremo a Gorizia piuttosto a vedere la partita, stiamo organizzando un mini pulmino per seguire Modena, ma per andare a vedere anche i ragazzi che giocano nell'Under 20 e vediamo se magari qualcuno in futuro ha voglia di venire a giocare a Rovigo. Ecco, sarebbe interessante, sono Under 20. L'Under 20 l'anno scorso per quanto riguarda la nazionale ha dato tantissimi talenti, forse la più talentuosa degli ultimi anni, parlavamo di Licata, insomma ce ne sono tanti altri, quindi speriamo che possa dare soddisfazione al movimento nazionale e non solo. Rovigo di quella nazionale Under 20 ha un ragazzo che è Massimo Cioffi che insomma ci sta dando enormi soddisfazioni. Edo, come stai intanto? Io molto bene. Hai ripreso a correre, se non ricordo male. Ho ripreso a correre e avevo corso sul tapirulan il 28 di dicembre, quindi ho finito l'anno benissimo. E martedì ho corso in campo, già correndo, camminando, però non sono passati neanche 3 mesi e
No, sto tornando, faccio palestra, squat, eccetera. Non si direbbe delle gambe, però le sto Il bilanciere facendo. lo tieni bene, non fai casini. Non ho avuti per terra. No, faccio pianissimo. E poi ne fai nella zona quella col cemento armato. Ma poi con quelle gambe qua non tiro su chi. Ah, è vero, tu non sei un test attendibile, hai ragione. Allora, Nicola, una domanda per te da parte di Alberto. Dice: noi tutti speriamo che il disimpegno del dottor Zambelli non crei contraccolpi, ma nel caso lasciasse anche come sponsor, ci sono all'orizzonte alternative? Se devo rispondere così a bruciapelo, direi di no. Ovvio che il nostro lavoro è quello comunque di andare a bussare a porte di potenziali nuovi sponsor e di affiancarli alla Rugby Rovigo. No, la risposta secca è no. Adesso no. No, è il motivo per cui deve assolutamente tornare. E dobbiamo risolvere quei problemi. Assolutamente. No, anche perché insomma il presidente, c'è poco da fare. Allora, adesso c'è ancora una fase di campionato abbastanza frastagliato, no? Giochiamo con le Fiamme, poi un'altra sfida importantissima con San Donà, poi stiamo fermi. Diciamo che il campionato ricomincia in un rush finale dal 10 di marzo circa. È difficile gestire questo momento, no? Di on, off. Sì, no, quello infatti ne abbiamo parlato, è proprio difficile perché siamo stati fermi 2 settimane, abbiamo fatto un'ottima partita contro Reggio, due settimane fermi, adesso dobbiamo ritrovare la forma contro le Fiamme, tenerla contro San Donà, ci sarà uno stop e subito via Dana, quindi non bisogna tenere la concentrazione alta, però da squadra professionista con una grande mentalità e una squadra matura dobbiamo tenere quella concentrazione lì. Ecco, tu parli da capitano anche dovresti però dirmi il tuo punto di vista riguardo quanto è successo al Calvisano in Coppa. Nessuno si aspettava che il Calvisano uscisse, in realtà l'Heidelberg ha battuto 3 volte di fila le squadre italiane, perché ha battuto 2 volte Calvisano, anzi 3 volte Calvisano e il Petrarca, per cui vuol dire insomma che la squadra c'era. Ti sorprende questo? Non ti sorprende? No, allora mi sorprende, però guardando alcune azioni non mi viene la seconda linea, quello altissimo. Comunque loro potevano fare 2 mete, gli è caduta la palla proprio sulla linea. A Venditti, scusa, grazie. Una stava facendo meta, gli ha dato un calcio alla palla avanti, un'altra il drive stava entrando, si è staccato, l'hanno riportato fuori dalla meta. Quindi tu hai visto poca cattiveria a parte di Calvisano? Ho visto questi errori qua che Calvisano non fa. Contro di noi non avrebbe mai fatto. No. Poi sicuramente mancava Novijo. Novijo e Paz, entrambi mancavano. Quello fa tanto. Infatti io non so se fosse per un problema fisico o per scelta tecnica. Di certo quando ho visto informazioni che mancavano questi 2 elementi, sì, sono elementi importanti. Sì. Ecco, tu parli da capitano, parlando di 6 nazioni, noi abbiamo anche un'intervista a Sergio Parisse perché parlavamo di 6 nazioni, per cui anche il capitano della nazionale italiana vuol dire la sua a pieno titolo su quello che sarà l'avventura azzurra nel prossimo Six Nations. Sì, effettivamente il 6 Nazioni scorso è stato molto difficile, è un 6 Nazioni veramente negativo sotto tanti punti di vista, ma è vero che è passato già un anno da quel 6 Nazioni e ci sono stati tantissimi progressi dal punto di vista fisico, soprattutto credo che c'è stato un grandissimo lavoro svolto sia a Treviso, in tutte e 2 le franchigie, Zebre e Benetton, tutti i ragazzi hanno comunque raggiunto determinati obiettivi a livello fisico, quindi sono convinto che per questo 6 Nazioni arriveremo e la squadra sarà sicuramente fisicamente più in forma rispetto all'anno scorso. Ecco, nel mentre c'è stata una tournée, c'è stato anche dei test match a novembre che hanno permesso anche a Conor e a tutto lo staff di vedere anche altri giocatori.
e quindi sono anche convinto che al di là dell'aspetto fisico, che sicuramente c'è stato un netto miglioramento rispetto all'anno scorso, anche a livello tecnico ci sia anche stato un grande passo in avanti, quindi adesso il più duro è la cosa più difficile adesso, di confermare tutti questi progressi per delle buone prestazioni in un Sei Nazioni che come ogni anno per noi è estremamente difficile. Come ci ripete spesso Connor e lo staff, siamo una squadra che effettivamente non può sottovalutare nessuna squadra, soprattutto in questo Sei Nazioni, e che ha come compito un compito difficile, quello di fare ogni singola partita, giocare al massimo livello e fare delle prestazioni per 80 minuti per riuscire ad essere competitivi e per riuscire proprio a giocarcela fino alla fine contro tutte le squadre. Quindi personalmente effettivamente non mi accontenterei o non firmerei mai dire ok, firmo per vincere una partita e poi magari prendere 50-60 punti, però dire vabbè dai, almeno una l'abbiamo vinta. Penso che sia un ragionamento un po' mediocre, e non è neanche il ragionamento né mio né neanche del gruppo, quindi il ragionamento del gruppo è: ogni partita è difficile, sì. L'Italia è favorita ogni volta che va a giocare in campo in questo Sei Nazioni? No. Questo lo sappiamo, ma non è questo la nostra motivazione. Queste sono cose che lo sanno tutti, lo sanno i tifosi, lo sanno i giornalisti, lo sanno tantissime persone che guardano e che conoscono un po' di rugby. Per noi il nostro obiettivo è quello di giocare al massimo del nostro livello, quindi noi stiamo crescendo come gruppo e dobbiamo cercare di validare questa crescita che c'è, che sentiamo, che vediamo tutti in risultati, in prestazioni. Tante volte non saranno risultati positivi, ma essere in grado di giocarcela fino all'80° contro ogni singola squadra è un obiettivo importante, molto molto difficile, e poi come nelle singole partite di rugby ci saranno quei piccoli episodi che possono far sì che la partita e che la vittoria vada a una squadra piuttosto che all'altra, quindi noi speriamo di riuscire ad essere in ogni partita, ecco, gli ultimi 5 minuti, 6 minuti di ogni partita, là con la possibilità, perché no, di vincere le partite, di essere vicino nel punteggio con tutte le squadre. Puntata sui generis di Rugby House, avevamo anche il capitano della nazionale con noi come contributo. Siamo al termine del nostro appuntamento, per cui il focus è chiaro, semplice. Fra 2 giorni, Ponte Galeria, sfida Fiamme Oro, partita da vincere, vero Captain? Vero. Perfetto. Presidente, confermi? Assolutamente. Ottimo, positività. Penso che questo sia il mood ideale per procedere nel resto della stagione, portando a casa i risultati sia in campo che fuori campo, che insomma auspichiamo e abbiamo auspicato oggi qui all'interno della nostra trasmissione. Grazie Edo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Presidente. Mamma mia, Nicola. Grazie Andrea, grazie. Ok, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre insieme, sempre con Rugby House. Buona nottata a tutti e sempre, comunque, forza Rovigo.